Siamo arrivati alla settima corsa del convegno odierno, il premio Sibona, una corsa a reclamare, 3.410 euro il montepremi, riservata a cavalli indigeni di 5 anni e oltre, appunto a reclamare per 4.000 euro. Il campo dei partenti sono in 10, con l'1 Canadian Wise L, col numero 2 Eagle Man, col numero 3 Fallacci di Casei, col 4 Da Granite Deep, col numero 5 Farid Arab, 6 Elemi Stappa a completare la prima fila, in seconda fila 7 Benur Risaya TRGF, poi Barney Landy con l'8, Benur Lick col 9 e Vita Peron col numero 10. I cavalli sono dietro la macchina, sono già lanciati per darsi il via a questa corsa. Parte fortissimo Eagle Man che prova a scavalcare Canadian Wise L, questo è il match e Greppi dopo 50 metri ha già messo la figura davanti e quindi Eagle Man davanti a Canadian Wise L. Beh, insomma, una buona parte di quello che era il lavoro di questi due sfidanti, due favoriti della corsa, una 1,90, una 2,75, diciamo che si è già compiuto questo primo atto. 1,15,3 sono i 200 metri, quindi una spesa anche abbastanza relativa, e adesso il gruppo si consolida dietro ai due leader. In terza posizione alla corda troviamo Benur Risaya TRGF, mentre invece la fila a destra incomincia a partire da Elemis Tab, che incomincia la sua progressiva risalita. Elemis Tab è una cavalla che può tranquillamente fare un po' di percorso a destra, sicuramente anche legato all'andatura. 31,4, quindi ha preso in mano Antonio Greppi per moderare l'andatura e ovviamente giocarsi il clou delle proprie risorse in quelli che saranno i momenti decisivi, quindi gli ultimi 400 metri. Conduce Antonio Greppi con Eagle Man, sulla destra Sandro Miraglia con Elemi Stab, poi abbiamo Giuseppe De Filippis con Canadian Wise L, siamo agli 800 metri, 31,9 sono gli ultimi 400 e andiamo verso il chilometro con le situazioni che si sono ovviamente stabilizzate così come sono. Il gruppo è assolutamente molto compatto, qualcuno prova a muovere dal fondo, ma nulla al momento di particolarmente interessante. Ovviamente incominciano a muoversi più rapidamente le gambe degli atleti in pista. 1,15,8 è quello che è il parziale, 1,19,1 è il tempo al chilometro. Ora incomincia a darsi la gamba Eagle Man con Antonio Greppi, Sandro Miraglia sempre a destra con Elemi Stab. Entriamo nell'ultima curva dopo un parziale di 14,9, è cambiata la musica. Elemi Stab non sembra tirarsi indietro, Antonio Greppi davanti, segue sempre dietro Canadian Wise L, accucciato un segugio di quello che è l'attuale leader per aspettare la retta d'arrivo. L'ultimo parziale racconta di un 14,9, Eagle Man entra primo in retta, ci prova Canadian Wise L, sbotta di galoppo Elemi Stab e arriva con il numero 7 anche Benur Risaya TRGF, ma Eagle Man non si prende più, vince davanti a Canadian Wise L. 1,16,2 per questa vittoria, bella vittoria dell'allievo di Antonio Greppi di Michele Aracca, 2,06,5 per completare il percorso, quindi vince Antonio Greppi per Michele Aracca con questo maschio di 6 anni che vince per questa corsa, la settima. Dietro di lui il numero 1 Canadian Wise L, di rottura Elemi Stab, al terzo posto il numero 7, poi il numero 9 e il numero 8 che completano il marcatore, quelli che vanno a premio. Quindi vittoria, lo ripeto ancora, del numero 2 Eagle Man, e noi ci riascoltiamo per la prossima e ultima corsa del convegno.